Prima iniziativa dell'ANCI Sardegna sul fronte dei fondi destinati agli enti locali per compensare i tagli della legge di stabilità 2015 e dai quali l'isola è stata esclusa. Ieri c'è stata la riunione convocata dall'assessore agli enti locali Cristiano Enriu, cui hanno preso parte il sindaco di Nuoro Andrea Soddi in qualità di presidente del CAL, il sindaco della città metropolitana di Cagliari e il presidente dell'ANCI Sardegna Persandro Scano. Quest'ultimo già scritto al presidente nazionale dell'ANCI Antonio De Caro per segnalare la disparità di trattamento che il governo intende riservare agli enti locali della Sardegna in seguito all'approvazione della legge di bilancio 2017 e soprattutto per quanto riguarda il fondo per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali di 1 miliardo di euro. Un provvedimento, ricorda il presidente Scano, che esclude gli enti locali della Sardegna e della Sicilia. Considerato che anche gli enti locali della Sardegna stanno concorrendo al risanamento della finanza pubblica attraverso l'applicazione delle norme statali che negli anni hanno comportato tagli pesanti ai bilanci delle province e dei comuni, non si capisce la ragione dell'esclusione degli enti locali sardi dalla ripartizione. Pertanto, alla luce di quanto esposto, scrive Scano, ti chiedo che l'ANCI in sede di conferenza unificata chieda che le province sarde e la città metropolitana di Cagliari, così come quelle siciliane, siano inserite tra gli enti locali beneficiari dello stanziamento stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In caso in cui le province sarde e la città metropolitana di Cagliari dovessero essere escluse, ti chiedo di esprimere parere contrario al rilascio dell'intesa da parte della conferenza unificata. La Regione Autonoma della Sardegna, conclude Scano, nel caso di mancato accoglimento delle proprie istanze, ha già annunciato la presentazione di un ricorso davanti alla Corte Costituzionale.